Avvocato Ninni Cremona, una lettera dove lei rinuncia alla candidatura al Consiglio, come mai? Ho fatto una riflessione importante. Io da giovanissimo, proprio giovanissimo, quasi praticante e poi procuratore legale, mi sono interessato sempre ai problemi istituzionali dell'avvocatura e l'ho fatto con grande passione e anzi era il mio divertimento, il pallone, il tennis, l'ho lasciato all'avvocatura. Questo coronavirus mi ha fatto fare una riflessione che non si può essere totalmente dedicati all'unica passione che per me era realizzare un avvocato che potesse difendere lo Stato democratico e di diritto. Quindi ho voluto dare una pausa. Io avevo iniziato la mia campagna elettorale, mi ero candidato in queste 9 elezioni a consigliere, avevo avuto tante manifestazioni di stima e di affetto. Scoppiato il coronavirus che ha creato lutti in tutto il mondo, non mi sono sentito di riprendere la campagna elettorale e in un minuto in cui bisogna pensare a problemi sociali, economici grandissimi, ho detto questo è il minuto di ritirarsi, una riflessione. Bisogna pensare a se stessi, essere sempre innamorati della propria professione, dell'avvocatura, ma una pausa per me ci voleva e devo dire che mi sento felice perché mi sento libero di autodeterminarmi e accoppiare agli impegni professionali anche impegni familiari. Dunque ritengo che questa mia decisione sia una decisione giusta per rispetto a me stesso e per non fare una campagna nel minuto in cui bisogna solo pensare ai problemi economici di tutti noi e della classe forense.